È giunto il giorno in cui, come ogni anno, con il ritirarsi delle acque dello stagno, qui, nel nostro villaggio, si ricordano i nostri uomini valorosi. Ma da oggi, dopo il duro lavoro dei nostri artigiani, io e le altre donne del villaggio ci recheremo a Monte Brama per ammirare le statue dedicate ai defunti soldati che ci hanno protetto, per venerarli e ricordarli. Per realizzarli hanno utilizzato le pietre locali, così che appartengono per sempre alla loro terra d'origine. Essi, con la loro imponenza, custodiscono le tombe dove sono sepolti i loro compagni di imprese. I nostri figli li osservano con grande ammirazione e rispetto e sperano anch'essi di essere ricordati come degli eroi.